Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. E non ci lasceremo mai. Era il 6 gennaio 1975 quando Wes e Dorichezzi con Un corpo e un'anima vincevano l'ultima edizione di Canzonissima. Ebbene sì, Un corpo e un'anima, pezzo del 1974, vincitore di Canzonissima di quell'anno. La finale era appunto con la Befana milionaria di quel tempo, che non erano né i pacchi né tantomeno i piatti della Clerici di qualche anno fa, ma era appunto la gara canora di Canzonissima. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 911 di oggi, martedì 7 di gennaio dell'anno del Signore 2025. Voglio salutare e ringraziare
il nostro Lorenz D'Umbria, che mi permette di proiettarmi fino alle vostre orecchie e ai vostri occhi, ma so che non sei solo. Palesati dunque, o Castellana, per favore. Buonasera Antonino. Buonasera alla nostra Sveva, lei sarà la nostra Castellana che ci accompagnerà anche con la sua eleganza sulle nostre magiche onde. Buona scuola guida a te e buon lavoro, mia cara. Orbene, allora, noi cominciamo questa nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net è diventato un quotidiano online, quindi fesso chi non lo legge, perché vi perdete gli Autodafè di Giulio Cainar, che è liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, che avete appena ascoltato prima di me, vi perdete la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molta altra bella robina che francamente vi invito a visitare su radiolibertà.net. Quali sono le coordinate a cui incrociamo come al solito? 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure il telefono, quando lo dirò io, 0292947222. Abbiamo cominciato con Wes Dorighezzi, adesso torniamo all'impellente presente e ci torniamo con lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi e il suo diritto e rovescio. Lorenz Castellana, se siete pronti, andate. Come sono cambiati i partiti italiani nell'ultimo anno? Lo ha accertato il sondaggio demoscopico svolto da Tecne per conto dell'agenzia Dire. In base ad esso, Fratelli d'Italia, il partito della Meloni, anche dopo 2 anni di governo, si conferma il più votato partito italiano con il 28,6%, in aumento dello 0,1% in un anno. Il partito di Schlein invece cresce ancora più nettamente, piazzandosi al 23,7% delle intenzioni di voto, con un aumento del 4,3% in un solo anno. Ma non cresce il campo largo, dato che 1/3 dei suoi consensi sono migrati nel PD, visto che Schlein guadagna come partito gli stessi voti che perde come coalizione. Infatti l'unico partito in picchiata è il Movimento 5 Stelle, che perde il 5,3%, cedendolo in gran parte al PD, mentre Forza Italia con l'11,4% guadagna l'1,6% dei voti. La Lega, da parte sua, si attesta all'8,8%, in leggera crescita dopo la soluzione di Salvini nel processo Open Arms sugli immigrati. E rieccoci qua dopo aver ascoltato anche questa sera il nostro Pierluigi Magnaschi, che amichevolmente ci passa il suo diritto e rovescio, e insomma lo ringraziamo sempre del suo acuto punto di vista sulle cose che accadono in questi anni così contorti. Le 18, 19 minuti e 31 secondi, una rapida occhiata all'agenzia ANSA, alla sua homepage. Il caso di Cecilia Sala, resta il parere negativo della Procura di Milano ai domiciliari per l'iraniano Abedini, almeno fino all'udienza fissata per il 15 gennaio per il pericolo di fuga. L'ingegnere si trova ora in carcere a Opera su mandato emesso agli Stati Uniti in quanto ritenuto il presunto uomo dei droni di Teheran. Abedini dovrebbe presentarsi in aula, non è escluso che renda dichiarazioni. Ancora è morto Jean-Marie Le Pen, figura storica dell'estrema destra francese, nonché grande antisemita. SpaceX, Musk a Salvini, un accordo sarebbe grandioso, VS e PD, Meloni venga alla Camera. Ancora a Genova 2 sorelle si lanciano nel vuoto, una muore, l'altra è grave, la vittima aveva denunciato il marito per maltrattamenti. Altre notizie che vediamo: Marine Le Pen, tra l'altro, non era presente nel momento in cui suo padre Jean-Marie, dal quale aveva preso le distanze a livello politico e anche, se vogliamo, personale,
qualche anno fa. Marine Le Pen era a Mayotte, questo territorio francese d'oltremare che è stato colpito da una tempesta nei giorni scorsi e peraltro ha saputo praticamente dall'agenzia France Press nel pomeriggio, attorno alle 16 ora italiana, della morte di suo padre. Adesso sta facendo rientro in aereo ovviamente in Francia per le esequie. Ma adesso è il momento di Qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, io stasera ho il piacere di ritrovare l'onorevole Nicola Ottaviani, che ringrazio per la sua cortesia. Vi ricordo che lui è anche segretario della Quinta Commissione, Bilancio, Tesoro e Programmazione, nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione. Onorevole, intanto buonasera, ben trovato e, se mi posso permettere, buon anno. Le volevo dire questo: Stellantis e bilancio. Cominciamo dalle dolenti note che non credo siano quelle del bilancio, ma quelle di Stellantis. Che cosa si fa adesso? Buonasera intanto. Buonasera a voi e a tutti i ragazzi. Come al solito ascoltiamo sempre con grande interesse, perché ci si scambiano delle opinioni che sono utili poi per il dibattito parlamentare, per la sintesi che si deve portare avanti. Noi siamo dei delegati, non siamo dei deleganti. Il delegante, chi dà il mandato, è la gente, il popolo. Noi cerchiamo di adempierlo nel modo migliore, con coerenza e se possibile anche con competenza. Avete aperto una tematica enorme, che è quella di Stellantis, che fa pandanna anche con il bilancio, perché si è detto da parte delle opposizioni: ma il governo vuole mettere meno soldi rispetto al passato sull'automotive. In realtà il governo ha continuato a investire sull'automotive, ma in modo qualitativamente diverso rispetto al passato. È inconcepibile che vengano drenate risorse che sono europee da una parte, ma soprattutto italiane, all'interno del quale poi sostanzialmente chi ne va a beneficiare non è l'industria italiana, non è il lavoratore italiano, ma è l'industria che è oltreoceano. Stiamo parlando in molti casi dell'Oceano Pacifico, non dell'Oceano Atlantico, quindi sostanzialmente paesi che sono nostri concorrenti all'interno di un'economia globale, perché un conto è dire finanziamo l'industria metalmeccanica, l'industria meccanica importante, pesante, in modo particolare quella dell'automotive, perché produce in Italia con gli stabilimenti italiani. Un conto è dire, è quello che è avvenuto nel recente passato, mettiamo a disposizione dei bonus per chi compra in Italia delle autovetture che non sono vendute in Italia. Paradossalmente stiamo tagliando il ramo sul quale siamo seduti, quello che è avvenuto in un recente passato. E allora passiamo molto velocemente a quello che è il tema che fa scopa con quello del bilancio, ossia quello degli aiuti, come devono essere portati avanti e perché. Ben venga la possibilità di rifinanziare Stellantis con gli stabilimenti che attualmente sono in Italia, ma se questo non dovesse avvenire, non sta scritto da nessuna parte che Stellantis è il soggetto che ha in appalto da parte del governo tutto lo stanziamento pubblico, economico e finanziario che un governo può mettere a disposizione della propria comunità per ampliare la gamma, l'offerta, non soltanto degli autoveicoli, ma l'offerta soprattutto di lavoro. Purtroppo il dato mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti. Dal 2021 fino al 2024, quindi da quando sostanzialmente Fiat si è trasformata in Stellantis, la società che di fatto ha ridistribuito gli utili e quindi stiamo parlando di Stellantis, ha distribuito qualche cosa come 17 miliardi di dividendi. Non sono a definire certamente nelle tasche dei lavoratori, è giusto, altro che siano finiti nelle tasche degli investitori, però nello stesso periodo il lavoro in Italia passa da 4 vogliamo capire se
onorevole, il telefono non ci aiuta molto stasera. Lorenz, prova a richiamare per favore l'onorevole Ottaviani, che volevo porgergli una domanda sempre a proposito di Stellantis. Vediamo se riusciamo a riacchiapparlo attraverso la rete telefonica. Certamente resta il fatto che è un po' un controsenso appunto spendere soldi per incentivare la gente a comprare macchine che non vengono fabbricate in Europa e men che meno in Italia. Tra l'altro l'onorevole Ottaviani è stato sindaco di Frosinone e Ciociaro. Ciociaro significa che lui abita non lontano da Cassino che è nato negli anni 70 come stabilimento della Fiat. La prima macchina che ci hanno prodotto è stata la 126, poi sono passati alla Panda e poi da qualche anno producono, insomma da più di un decennio, producono Alfa Romeo. Sono uno degli stabilimenti più importanti per i modelli all'Alfa Romeo. Giulia e Stelvio nascono a Cassino, insomma, non è che stiamo raccontando di modelli, diciamo così, di secondo ordine, anzi parliamo dei modelli di punta dell'Alfa Romeo. Per cui, Eccoci. a maggior ragione, onorevole, eccola, ora speriamo di sentirla meglio. Io spiegavo ai nostri ascoltatori che lei è stato sindaco a Frosinone e Ciociaro, e Ciociaria vuol dire anche stabilimento di Cassino, oggi Alfa Romeo, un tempo Fiat. A maggior ragione, che cosa le chiede la gente? Che richieste arrivano dal territorio? Ma se noi pensiamo che in passato lo stabilimento di Cassino arrivava addirittura a 6.000-7.000 mila, oggi sono scarse 3.000, ma la cosa più importante è che per ogni unità interna ve n'erano 3 all'esterno, il cosiddetto indotto che aveva vantaggio a ruotare attorno allo stabilimento, oggi è quasi completamente depauperato. Allora, quello che chiede oggi chi vive in Italia è poter utilizzare quelli che sono i proventi, quelli che sono gli stanziamenti pubblici per portare avanti l'impresa, l'industria e l'automotive in Italia. Se gli incentivi in realtà vanno a finire esclusivamente nelle tasche del consumatore, il consumatore non ha interesse a verificare se l'automobile viene prodotta in Cina, se viene prodotta in India oppure in un altro dei paesi emergenti. Viceversa, chi è al governo, soprattutto noi della Lega, abbiamo l'esigenza di sapere qual è la filiera del denaro, cioè dove viene stanziato, dove viene utilizzato e alla fine dove viene reimmesso all'interno del circuito economico-finanziario. Altrimenti gli sforzi fatti da parte del governo, che sono poi gli sforzi fatti con i sacrifici degli italiani, anche in questa finanziaria non hanno ragione d'essere. Noi in una finanziaria di circa 32-33 miliardi abbiamo che 17 miliardi sono impiegati per l'abbattimento del cuneo fiscale, con la possibilità di far avere in busta paga 100 euro in più al mese di media per i redditi non elevatissimi, per non definirli medio-bassi. Ecco, tutto questo ha un senso perché significa passare da una situazione di eccezionalità ad una situazione di taglio strutturale del cuneo fiscale, ma poi c'è la necessità di reinvestire all'interno del sistema paese quelli che sono i proventi che in qualche modo vengono generati all'interno del nostro prodotto interno lordo. Ecco perché la Lega si continua a stracciare le vesti e quindi a battere quotidianamente su quello che è il profilo della coerenza della missione del governo, su quello della missione del centrodestra, ossia cercare di integrare quello che è il programma di investimenti del PNRR, degli investimenti statali, delle coperture che lo Stato sociale mette a disposizione, soprattutto quando ci sono delle crisi industriali in termini di ammortizzatori sociali, ma purché venga sottolineata ancora una volta l'importanza del Made in Italy e l'importanza soprattutto dei lavoratori e delle famiglie a medio-basso reddito che in Italia avevano bisogno e hanno bisogno tuttora di una iniezione forte di fiducia e di una valvola del sito che rimanga per eterno chiusa. Molto bene, onorevole. Allora, io la ringrazio del suo intervento e al piacere di ritrovarci presto.
A voi tutti, agli ascoltatori e soprattutto buon anno alle famiglie degli italiani. Buon anno a lei e buon lavoro. Sigla. Qui Parlamento. Adesso noi ce ne andiamo in pausa, bella gente, dopodiché abbiamo Piero Piccioni, La marcia di Esculapio, dal film Il medico della mutua del 1968. Perché? Ve lo spiego dopo. A tra poco. Antonino, a te la linea. Grazie Lawrence, l'anno era il 1968 e questo l'avrete riconosciuto tutti quanti, è appunto il tema del film Il medico della mutua di Alberto Sordi, un film implacabile e cattivo in realtà, perché Alberto Sordi, sfruttando appunto un libro scandalo, un libro di denuncia scritto da un medico sul sistema delle mutue alla fine degli anni 60, preparò questo film dove con amara e feroce ironia descriveva tutto un mondo di abusi, di incapacità, di inadeguatezze. È memorabile la scena in cui Tano Cimarosa, appena lui apre lo studio, lo va a trovare e gli dice: devo capire se lei è la persona giusta. E allora gli chiede, per esempio, se conosce la convenzione delle mutue e gli spiega, essendo lui un disoccupato, diciamo a tempo indeterminato, gli spiega che praticamente se deve dare 3 punti è riconosciuto come intervento straordinario e quindi la mutua gli paga quei 3 punti come un intervento molto ben remunerato. E infatti poi Alberto Sordi se ne servirà quando, chiamato in una giornata di pioggia, arriva in Lambretta in questa borgata romana, c'è questa signora, dice: com'è, suo figlio non vuole mangiare? No, ma scusi, si è tagliato un dito. Cosa fa? No, niente, ci ho messo un cerotto. No, qua ci vogliono i punti. Fa: quanti punti mi dà? 3. Chissà perché. E allora, perché il medico della mutua? Perché naturalmente non ci stiamo riferendo alla medicina della fine degli anni 60, ma vi vogliamo portare un po' in giro nel mondo della specializzazione e soprattutto lo stato dell'arte, quello che sta succedendo nel mondo della medicina italiana. Da quando noi abbiamo cominciato questa trasmissione nel settembre del 2020, non abbiamo mancato di tenere un occhio su quello che succede negli ospedali, su quello che succede nel mondo dei camici bianchi, e lo abbiamo fatto sentendo specialisti, sentendo persone, medici che sono impegnati anche a livello sindacale per rappresentare gli interessi naturalmente di categorie, dai giovani medici agli specializzandi e così via. Una delle profezie più gravi che abbiamo ascoltato nel corso di queste nostre collaborazioni e di queste nostre discussioni è stata questa: l'anno 2025 sarà l'anno del patatrac, perché buona parte degli medici specialisti, che peraltro sono quelli che incontrate spesso negli ospedali,
i medici specialisti andranno a scemare molto rapidamente, perché molti di essi andranno in pensione avendo intrapreso la loro attività alla metà degli anni '80, nel 1985 o giù di lì. E adesso che si fa? Si fa che c'è bisogno di specializzandi, i quali però purtroppo sono anche oggetto a volte di pratiche che non sono molto attinenti al mondo della medicina e che per certi versi ricordano anche la sfuriata che Alberto Sordi nel sequel del Medico della Mutua, cioè il dottor Guido Tersilli convenzionato con le mutue, dice a quel gruppo di medici che è venuto a lavorare nella sua clinica privata: fate quello che volete, tanto io di medici giovani, bravi, preparati e morti di fame ne trovo quanti ne voglio. Ecco, a maggior ragione io ne ho parlato con il dottor Massimo Minerva, che è il presidente di ALS Fattore 2A, associazione che si occupa della tutela degli specializzandi. È stato un colloquio che credo vi aggiornerà su non pochi problemi e domani sera continueremo questo nostro viaggio. Lorenz, Castellana, se siete pronti, andate. E allora, l'ospite di questa sera è un ospite che torna a un anno di distanza dalla sua prima apparizione nel nostro programma. In particolare è il dottor Massimo Minerva, che è presidente e fondatore di ALS Fattore 2A, Associazione Liberi Specializzandi. Noi con la sua intervista inauguriamo quindi, diciamo così, una 3 giorni che sarà dedicata al mondo della medicina, nel corso della quale faremo il punto della situazione per quanto riguarda il ruolo degli specializzandi e soprattutto lo stato di salute dei nostri dottori, perché la premessa che io faccio a questa nostra conversazione è la seguente: cioè, fin da quando è cominciato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, quindi dal settembre 2020, abbiamo sempre seguito l'evoluzione della sanità italiana. Una delle cose che sono emerse nel corso di questi 5 anni di trasmissione è che l'anno 2025 sarebbe stato l'anno praticamente dell'apocalisse. Perché? Perché quest'anno, mi corregga dottore se dico una fesseria, quest'anno buona parte, per non dire quasi tutti, i medici specialisti che hanno cominciato la professione negli anni '80 andranno in pensione e quindi si creerà un ammanco e un enorme fabbisogno di medici specialisti che il sistema non è riuscito a ripianare per il momento. Non è soltanto questo. Il dottore, il 2 gennaio scorso, parlando con il Fatto Quotidiano, ha raccontato delle cose da mettersi le mani nei capelli a proposito del ruolo dei medici specializzandi. Medici che vengono trattati né più né meno come dei veri e propri schiavi in alcune realtà, vengono portati a fare servizio d'ordine, vengono portati a fare 24 ore di turno, in cambio gli danno un giubbotto commemorativo. Ci sono medici specializzanti che non hanno mai fatto un giorno di sala operatoria e così via. Allora la domanda è, dottore, qual è la diagnosi per questa sanità italiana? Se c'è una diagnosi, oltre al viaggio a Lourdes, ma cosa c'è da fare? Allora, la intanto prima grazie cosa, del suo tempo e della sua cortesia. Prego. E grazie a lei per avermi chiamato e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, il problema, per esempio, della carenza di medici attuali è in realtà un po' più complesso di quello che ha descritto. Intanto, la diagnosi è questa: chi ha programmato l'ingresso dei medici nel sistema ha sbagliato tutto, perché se no non ci ritroveremmo questa grande carenza di medici. E d'altra parte non era certo imprevedibile che ci fosse questa carenza. Perché dico questo? Perché attualmente, guardando i dati degli ordini dei medici, noi vediamo che in questi anni vanno in pensione ogni anno circa 14.000 persone e lo capiamo dall'età che hanno. Però 10 anni fa, ovvero perché 10 anni è il tempo che ci vuole per formare un medico, 10 anni fa,
quando già si sapeva che andavano via 14.000 medici all'anno, quanti ingressi a medicina c'erano? Ecco, ne facevano 9.000. Quindi non era imprevedibile, erano proprio fondamentalmente i programmatori di queste cose sono stati incapaci e continuano a esserlo. Nel senso che attualmente le condizioni per ripianare la carenza di medici ci sono tutte. In questo momento possiamo dire che ci sono circa 50.000 specializzandi, ci sono circa 80.000 studenti di medicina. Questo coorte di persone è in grado di coprire i fabbisogni. Tra l'altro, cosa succede? Mentre quest'anno, in questi anni se ne vanno 14.000 all'anno, negli anni prossimi non saranno così tanti, anzi progressivamente si abbattono, al punto che tra 10 anni non andranno più in pensione 14.000 all'anno, ma ne vanno in pensione solo 6.000. Quanti ne sono entrati quest'anno in medicina? 6.000? No, 20.000. Allora, l'errore sta nel fatto che quando uno dice mancano i medici e aumento i posti in medicina, non considera che le programmazioni non si fanno così, si fanno a distanza di 10 anni, ovvero non quanti medici mi servono adesso, quanti me ne serviranno tra 10 anni. E il sistema c'è, semplicemente non lo usano, al punto che all'inizio degli anni 30 noi avremo un grande eccesso di medici. E uno può dire, tutto sommato mi interessa poco che i medici siano troppi, l'importante è che non siano pochi. Dal punto di vista del singolo cittadino questo è vero. Quello che non è vero, però, è che la cosa non ha un costo. Nel senso che formare medici ha un costo molto elevato per la nostra società. Quindi se noi si calcola approssimativamente che per formare un laureato in medicina ci vogliono circa 150.000 euro, e di sicuro per formare uno specialista ce ne vogliono altri 115. Quindi formarne troppi, considerando le centinaia di migliaia di euro che servono per formarli ciascuno, è un problema di denaro. Noi buttiamo del denaro per formare medici che a noi non serviranno, ma serviranno invece all'estero, perché loro ci porteranno giustamente via questi medici in eccesso che noi facciamo. In effetti ci sarebbe un sistema per immediatamente il fabbisogno di medici, ed è fare un corso di medicina che duri 6 mesi. Allora in effetti riesci da subito a ottenere il risultato, ma ovviamente è un'iperbole quella che faccio, è ovvio che non può essere. Todos caballeros non mi pare il caso, specialmente se No, si gioca appunto. con la vita delle persone sul tavolo operatorio. Però, dottore, mi scusi, e in tutto questo tempo noi che facciamo? Andiamo a prenderceli a Cuba come ha fatto la Regione Calabria? No, in questo momento allora, la prima cosa da fare sarebbe cacciare coloro che fanno le programmazioni, e va bene. Questo per il futuro. Per il presente dobbiamo mettere delle pezze. In effetti le pezze continuano a essere messe, nel senso che attualmente gli specializzandi possono già essere assunti. Il problema è che gli interessi della nostra società, che questi vengano assunti, confliggono con gli interessi dei professori universitari e degli ospedali universitari. Perché dico questo? Proprio per quello che lei diceva sul fatto che vengono trattati da schiavi, Ecco. in realtà questo è il problema. Se loro, no, ci sono stati altri eventi che io ho segnalato e che sono venuti fuori sulla stampa. Le faccio un esempio. Alla radiologia di un'università napoletana, gli specializzanti universitari
universitari, gli specializzandi di radiologia vengono utilizzati al posto degli impiegati che non vengono assunti per prenotare le lastre. È chiaro che c'è un bel risparmio da parte dell'ospedale universitario per tenersi gli specializzandi. Quindi loro questa possibilità, che tecnicamente è dovuta al decreto Calabria, di utilizzare gli specializzandi in supporto agli strutturati degli ospedali, è una cosa che agli ospedali universitari e professioni universitari non va bene, perché gli tolgono manodopera gratuita. Perché dico gratuita? Gli specializzandi vengono sì pagati, ma non vengono pagati dall'università, anzi, loro pagano le tasse universitarie, loro vengono pagati dallo Stato. Quindi gli ospedali universitari tengono sottodimensionato il personale proprio perché non ce n'è e utilizzano gli specializzandi che sono merce comoda, pagante, sono lavoratori paganti. E perché loro dovrebbe andare bene? Infatti mettono tutti gli impedimenti possibili e immaginabili perché questa cosa non si realizzi. Questo è la ragione. Il problema è che gli interessi dell'università non sempre sono in comune con gli interessi della sanità. Ma questo è un problema, perché se poi metti a capo come ministro della salute un universitario, quello sugli interessi non convergenti, da che parte sta? Sta dalla parte degli universitari, categoria di cui lui fa parte, oppure dalla parte del Servizio Sanitario Nazionale? Questo è uno dei tanti, i problemi sono tanti. Per esempio, una cosa che non fanno è quello di accreditare con criteri legali alcune scuole di specialità. Ci sono scuole di specialità che non hanno i criteri per essere accreditate, ma siccome il controllo di queste cose è affidato a un organismo in cui la maggioranza dei componenti appartiene all'università, cosa succede? Succede che gli universitari controllano gli universitari e a volte se stessi. E che tipo di controllo può essere? È ovviamente un controllo di bassa qualità. E ci sono ospedali universitari, tornando al discorso di prima, che senza specializzandi non riuscirebbero a sopravvivere. E un esempio eclatante è l'ospedale Borgo Trento di Verona, per esempio. Se uno va all'ospedale Borgo Trento di Verona in un sabato o una domenica, trova solo specializzandi, cosa che non è favorevole per la qualità, perché lo specializzando è ancora in formazione e invece viene utilizzato al posto degli strutturati. E quando provano a chiamare gli strutturati perché hanno dei dubbi, come è normale per un giovane medico, vengono trattati male. E questa è la situazione. Andiamo bene, andiamo. Ma dottore, senta, c'è una via di uscita da questo medioevo? Perché lei veramente, io nel leggere l'articolo sul Fatto Quotidiano e nell'ascoltarla adesso, mi sembra davvero di ascoltare storie che vengono dal feudalesimo. Manca solo lo ius prime noctis sulle specializzande, a parte il fatto che il collega Thomas Mackinson nella stessa pagina del Fatto Quotidiano del 2 gennaio, pagina 15, lo diciamo per chi ci sta ascoltando, riferisce di una specializzanda io abusata dal primario, tutti sapevano degli strusciamenti, mai chiesto scusa,
Ma è possibile che si sta deragliando in questo modo nella medicina? Sì, è possibile perché finché si sentono, ha usato il termine giusto, feudalesimo, finché si sentono in un sistema feudale in cui io comando, questo sistema continua a marcire. L'esempio di Pavia, del professore di anestesia di Pavia, è veramente eclatante. In realtà la denuncia non è stata fatta da una persona, ma è stata fatta da 13 persone, 13 specializzande. E il professore ha patteggiato 2 anni. Il fatto che abbia patteggiato comporta che non gli danno le pene accessorie. Cioè lui può tecnicamente, dal punto di vista giuridico, continuare ad insegnare nello stesso posto in cui le specializzande l'hanno denunciato. L'università, che non ha anticorpi contro se stessa, contro quelli che nelle marce che vivono all'interno di un'università come questa, stanno a distanza di molti anni da quando questa cosa è stata denunciata, stanno ancora valutando gli eventuali provvedimenti disciplinari, considerando che lui ha già patteggiato. È vero che il patteggiamento non è una condanna, ma il professore, se possiamo definirlo così, perché mi sembra offesa ai professori definire un uomo così professore, lui continua a poter insegnare, e loro l'avevano segnalato molti anni fa. L'università continua a negare il fatto che quello che ha fatto il professore sia compatibile è incompatibile con il ruolo di insegnante. E gli ha pure offerto 2.000 euro a testa alle fanciulle, giusto così per capire quanto poco colpevole fosse. E queste soluzioni finché il sistema si incarta e si continua a autoreferenziarsi, perché mai dovrebbe cambiare? Gli interessi sono quelli dell'università, non sono quello che lei sta dicendo in realtà è che lei mi mostra dei problemi della sanità italiana, Certo. non mostra problemi dell'università. L'università così com'è sta benissimo, ha tutte le qualità. Perché? Perché l'interesse è quello dei professori, al punto che siamo arrivati a una situazione per cui alla scuola di pediatria di Catanzaro non c'è neanche un reparto di pediatria e viene accreditato ugualmente. Perché nell'ospedale vicino c'è la pediatria e loro la utilizzano, neanche poi così tanto. Usano dei trucchetti, oppure usano altri trucchi come quello di dire uno dei trucchi che usano è quello di dichiarare il falso. Per scuole che dichiarano di avere il pronto soccorso che non hanno. E questo succede a Napoli. A Napoli gli ospedali universitari non hanno il pronto soccorso e loro dicono che usano il pronto soccorso di un ospedale civile, che è il Cardarelli, ma riescono a dire che usano il pronto soccorso dell'ospedale vicino persino per patologie che quell'ospedale non tratta, perché il Cardarelli non ha la pediatria. La pediatria deve avere il pronto soccorso, la pediatria della Federico II dichiara di avere il pronto soccorso e di utilizzare quello del Cardarelli. Tutte e due cose false, perché il Cardarelli non tratta pediatrie. Chi è che qualche anno fa
ha accreditato la scuola di pediatria della Federico II? La professione di pediatria della Federico II. Questi sono i problemi. O il sistema viene controllato dall'esterno, da tecnici, da chi volete, che rispettino semplicemente la legge, oppure il sistema non può funzionare. Non si può accettare che a Palermo un'oncologia venga accreditata facendo in un anno 53 ricoveri, ovvero un ricovero a settimana, quando la legge dice che dovrebbe farne 500. Questo è. E quindi la soluzione sarebbe quella, ormai, avendo perso, a causa di tutte queste cose che racconto, il diritto morale di formare, le università la politica dovrebbe togliere alle università il monopolio della formazione. Deve essere lasciato anche agli ospedali non universitari, come era una volta, e invece attualmente no. Siamo arrivati a altre situazioni. Ho raccontato nella chirurgia plastica di Salerno, il direttore era candidato sindaco a Torre Annunziata, utilizzava gli specializzandi per fare la campagna elettorale. L'organismo di controllo delle università, ministeriale di controllo delle scuole universitarie, ha fatto qualcosa? È andata a vedere qualcosa? Questa cosa è successa nel giugno scorso, e nel luglio è stato stabilito che avrebbero fatto una site visit, cioè sarebbero andati lì a vedere che succedeva. È passato giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, sta passando anche gennaio, e di questa site visit nulla si sa. Perché che fretta abbiamo? Tanto la gente viene formata da individui non degni, e tra l'altro in questo caso non certo per i controlli effettuati dagli organismi di controllo, ma per una denuncia mia sui giornali, la cosa è finita in modo tale che il professore è stato sospeso dall'università di Salerno, è stato sospeso anche da primario dell'ospedale. Ma questi controlli o vengono effettuati dall'organismo preposto, che sarebbe questo Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, e invece non vengono fatti. È un osservatorio che, se fosse un osservatorio astronomico, avrebbe forse un binocolo comprato al supermercato. Mamma mia. Dottore, senta, per giungere un po' alla conclusione della nostra chiacchierata e ringraziandola del suo tempo, è notizia di ieri che a Belcastro, 1230 abitanti scarsi in provincia di Catanzaro, il sindaco Antonio Torchi ha emesso una provocatoria ordinanza nella quale vieta ai cittadini di ammalarsi per il semplice e banale motivo che il pronto soccorso più vicino è all'ospedale di Catanzaro, cioè a 45 chilometri di distanza dal paese. Ecco, ma mettendoci una manina sulla coscienza, la riforma della sanità passa anche da qui? Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora, non si può mettere per un paese di 1000 abitanti un pronto soccorso, perché se, a parte il costo che ci sarebbe, ma in realtà i medici che lavorassero in un posto così piccolo non avrebbero l'esperienza per poter curare le persone. Comunque sia, puoi fare al massimo un punto di primo soccorso e puoi fare dei medici di guardia. I medici di guardia ci sono sicuramente. Sindaco lamenta che i medici di guardia lavorano a singhiozzo. E torniamo però al punto di prima. Lavorano a singhiozzo semplicemente perché da una parte gli si impedisce di farlo da parte degli universitari,
perché il medico di guardia spesso sono specializzandi e quindi potrebbero dargli la possibilità di lavorare, ma gli universitari fanno sempre un po' emettono qualche difficoltà per potergli fare qualcosa. Il problema è sistemico e sicuramente non si può pensare che ogni paese di 1000 abitanti debba avere il suo pronto soccorso, che è una delle cause della maldistribuzione dei medici, cosa che si percepisce soprattutto quando poi i medici mancano. E mancano, ripeto, a causa della incapacità da parte degli organismi preposti, che sono fondamentalmente i ministeri. Una cosa che vorrei far notare è che il problema non è di questo governo. Il problema è annoso e riguarda gli ultimi almeno 15-20 anni. Ne faccio un altro esempio molto, molto particolare. La scuola di medicina d'emergenza ed urgenza, che nasce nel 2009, la conferenza Stato-Regioni ha l'obbligo di dire quanti servono ogni 3 anni, deve dire quanti specializzanti servono. E nella fase in cui nacque questa specializzazione, la conferenza Stato-Regioni tutti gli anni, per i primi anni, diceva servono 315 specializzanti di medicina d'emergenza e il Ministero gliene dava 50. E la stessa cosa l'anno dopo, Il risultato è stato che dal 2009 al 2018, in quei 10 anni, loro avevano chiesto qualcosa come 3.000 specializzanti di medicina d'emergenza, gliene hanno dati 800. In 10 anni. In 10 anni 800 vuol dire 80 all'anno in media. Le province sono più di 100, meno di 1 per provincia all'anno. Come si poteva aspettare che le cose migliorassero? Adesso cosa fanno? Adesso che gli specializzanti sono in eccesso in difetto rispetto al numero di posti che vengono banditi, mettono 1000 posti di medicina d'emergenza, quando non riesce a prenderli. Infatti, loro ne mettono 1000 e i posti presi quest'anno di medicina d'emergenza sono stati 240. Adesso non serve metterne più di quelli, tanto più di quelli non ci vanno, perché hanno ben altro da scegliere piuttosto che fare questo tipo di lavoro. Il problema è davvero che il problema è sistemico. Ci dovrebbe essere un interesse da parte dello Stato a formare dei medici e le università non dovrebbero dovrebbero eventualmente gestire la formazione, ma non certo la distribuzione dei posti o cose di questo genere, e soprattutto dovrebbero fare in modo di avere una dignità nel modo in cui formano gli specializzanti, al punto che a volte gli specializzanti vanno a far lavare la macchina del professore, perché così ottengono dei benefit, oppure vanno a prendere la moglie all'aeroporto, cose di questo genere. Sono dei servetti e il potere che hanno questi professori è tale per cui se non fai quello che ti dico io ti boccio. Questo è il ricatto costante. Bisognerebbe togliergli questo potere, non perché non lo meriterebbero, non perché non sarebbe giusto che ce l'avessero, no, è che hanno dimostrato di non saperlo gestire. Il controllo delle scuole universitarie non può essere in mano ai professori universitari, deve essere in mano a enti esterni, ovvero fondamentalmente ai dei tecnici. Ci sono delle leggi che dicono tu devi avere 1000 parti per avere una ginecologia, la sede di una ginecologia, perché se no non impari. La scuola di ginecologia
Vanvitelli di Napoli non ha mai fatto 1000 parti, mai, ed è sempre stata aperta. E poi però loro dicono non si può togliere all'università la formazione, perché noi sì che siamo capaci di formare, sì, siamo capaci di formare dichiarando il falso. Perché il falso? Perché quelli dichiarano di 1000 parti li fanno e non hanno mai fatti. E quando io dico che non hanno mai fatti, uso come dati i dati dell'Agenas, dati ufficiali di enti governativi ministeriali. Agenas dice hanno fatto in questi anni parti che vanno da 300 a 900, mai raggiunto 1000, e nonostante questo vengono costantemente attribuiti dei posti a loro, che naturalmente poi, avendo pochi parti, anche quando metti un numero di parti troppo scarso, quando uno ha 900 parti, sono fin pochi, vuol dire che ci sono 3 parti al giorno, in media, di cui magari qualcuno di notte. Quindi come fa uno a imparare? Deve averne tanti, come succede in ospedali grossi. E a volte poi cosa succede? Succede che gli specializzanti possono servire per coprire i fabbisogni, e gli universitari sono riusciti a dire, questo è successo in un reparto di anestesia, in cui i professori hanno scritto agli ospedali dicendo loro non mandiamo perché non sono sufficientemente preparati. Perché l'hanno detto? L'hanno detto perché era vero? No, perché servono a loro, non vogliono mandarli fuori. Loro utilizzano gli ospedali universitari. Una cosa importante, il fabbisogno di denaro degli specializzanti ogni anno si aggira su 1,5 miliardi, giusto per capire l'entità della spesa di queste cose, perché quando vengono banditi 14.000 posti, ognuno mediamente costa 115.000 euro, vengono stanziati ogni anno 1,5 miliardi. E sono bei soldi, considerando che questi soldi vengono utilizzati per coprire i fabbisogni degli ospedali universitari e non certo i fabbisogni della formazione. Infatti. Senta, dottore, per chiudere, quali saranno i vostri prossimi impegni ora alla ripresa, diciamo, della stagione lavorativa? Ma non sono molto diversi da quello che abbiamo fatto. L'obiettivo nostro è comunque difendere gli specializzandi dalle vessazioni che subiscono. Purtroppo il modo di difenderli, purtroppo quello che uso è quello della vergogna mediatica, perché se io provo a fare qualsiasi altra cosa non succede niente, non viene risolto il problema. Quando io dissi, come c'è scritto nell'articolo del Fatto, quando io dissi nella ginecologia di Udine gli specializzanti fanno orari da schiavi, perché avevo visto orari da 300 ore in un mese, e non pubblicai questa cosa sui giornali, feci una cosa con l'autorità ospedaliera universitaria. Il risultato che ne trassi è stato l'inizio di un procedimento disciplinare al mio ordine, perché dice che io avevo detto falsità, servono i documenti, cosa che quindi è finita in nulla, ma non si possono dire queste cose negli organismi normali, devo per forza dirlo sui giornali, perché solo lo scandalo, purtroppo, non essendoci un meccanismo istituzionalizzato che funzioni e che corregga le storture che esistono, solo così noi. E quindi continuiamo a far quello e vedremo come si affronteranno le cose da parte dei ministeri. Ma non credo che cambi molto da parte loro. Vabbè, noi saremo qua e lo racconteremo ancora. Grazie. Prego.
Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Antonino, a te la linea. Grazie Lorenz e Castellana. E allora erano i Beatles con Taxman, anno di grazia 1966, dall'album Revolver. Antonino Danna al microfono con voi alle 19:15 e 4 secondi in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Che dire, abbiamo davanti un futuro della medicina francamente da lasciare, da leccarsi i baffi, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Io direi che potremmo anche aprire i telefoni a questo punto allo 029294 7222 se avete voglia di intervenire e di dire la vostra. Nel frattempo vediamo alcune notizie, c'è Trump che sta parlando un po' di tutto e in particolare ancora ha promesso appunto di togliere il divieto appunto per le perforazioni offshore di petrolio e gas negli oceani sia Atlantico che Pacifico. Ancora ha parlato
anche del canale di Panama, ha criticato il fatto che nel 77 il presidente Carter, di felice memoria, cui funerale sarà tra un paio di giorni, aveva restituito alle autorità di Panama la gestione del canale e la sua proprietà, per cui diciamo così, il buon Trump ha detto di non escludere un eventuale uso dell'esercito per riprendere il controllo del canale di Panama e della Groenlandia che insieme con il canale di Panama Trump invece vorrebbe, diciamo così, acquistare, vorrebbe riprendere il controllo sul canale di Panama e far diventare quindi un nuovo stato americano la Groenlandia. Vorrebbe anche cambiare nome al Golfo del Messico, chiamandolo Golfo d'America, e in particolare ha sottolineato che il Messico si deve impegnare a bloccare l'ingresso dei clandestini negli Stati Uniti d'America, altrimenti gli imporrà un bel po' di superdazi, già che c'è. Trovandosi facendo anche sfottuto Justin Trudeau il bello, l'ex premier canadese che si è dimesso e ha detto di aver incoraggiato un ex giocatore di hockey canadese, Wayne Gretzky, a candidarsi a prendere il posto di Justin Trudeau alla guida del Canada. A proposito della guerra in Ucraina e quella a Gaza, ha detto che la guerra in Ucraina potrebbe subire un'escalation ed è molto complicata, ma ha anche avvertito che se tutti gli ostaggi che al momento si trovano nei tunnel a Gaza non verranno rilasciati il giorno dal giorno della sua inaugurazione, quindi dal 20 gennaio in poi, lui farà l'inferno, il diavolo a 4 nel Medio Oriente. Insomma, mi sembra che Trump, ora, al di là delle sue uscite più o meno pittoresche, abbia delle idee molto chiare. Ma perché vuole la Groenlandia? Perché ce l'ha tanto con la Groenlandia? Andiamo a vedere la CNN che lo spiega per quale motivo. Lui ha dichiarato, Trump, nel dicembre scorso, ha ricordato il fatto che nel suo primo mandato aveva diciamo così, ricevuto delle richieste appunto di acquisire la proprietà della Groenlandia e l'aveva definita una necessità assoluta. Dopodiché, che cosa ha detto lunedì il buon Trump, che cosa ha scritto sui social? Ha scritto che se la Groenlandia diventerà parte degli Stati Uniti, la proteggeremo, la faremo crescere e soprattutto la terremo a distanza da un mondo esterno molto, molto cattivo. Perché è necessario dal punto di vista di Trump, ottenere la proprietà di quest'isola? Per motivi di sicurezza nazionale, ma anche per un altro motivo, cioè per le risorse naturali, in particolare le terre rare, che potrebbero diventare molto più accessibili dal momento che il cambiamento climatico sta anche sciogliendo i ghiacci della Groenlandia. È l'isola più grande al mondo, abitata solo da 56.000 persone, un'ex colonia danese, adesso è un territorio autonomo della Danimarca, in una posizione geopolitica praticamente strategica perché è un ponte tra gli Stati Uniti e l'America. E in particolare da molto tempo gli Stati Uniti d'America guardano alla Groenlandia come una chiave per la sicurezza americana, specie per respingere un eventuale attacco da parte dei russi. Trump non è il primo presidente ad avere avuto l'idea di comprarsi la Groenlandia. Nel 1867 il presidente Andrew Johnson si comprò l'Alaska dai russi e poi pensò anche di comprarsi la Groenlandia, e alla fine della seconda guerra mondiale pensate che Harry Truman offrì 100 milioni di dollari per l'isola, questo secondo i documenti che sono stati pubblicati dai danesi. C'è comunque una base americana, la base aerea di Pituffik, che si trova nella zona nord-ovest e insomma
la postazione più a nord delle forze armate americane ed è equipaggiata con un sistema di avviso contro un eventuale lancio di missili da parte dei russi. Ma c'è una telefonata allo 0292947222. Pronto, chi è là? Buonasera dottor Antonino, sono Angelo da Monza. Carissimo, ben trovato. Guardi, ho sentito poco tempo fa quello che disse quel medico sulla sanità in Italia. Guardi, è sconcertante, c'è da mettersi le mani nei capelli, insomma, non se ne esce da questa situazione. Allora, io mi ricordo, da bambino parlavano dei baroni della medicina, sono passati 60 anni, ma ragazzi, ma non è che abbia cambiato tanto, sempre peggio, sia al sud che al nord. Guardi, Cioè, se le lei ci ascolta università domani che sera si trova gestiscono... altro. Ma non lo so, dottor Antonino, ma qui, allora oggi festeggiamo con tutto rispetto il tricolore, ho capito, ma questi problemi qui della sanità, che è madornale, sacrosanto, che tutto dipende da noi 60 milioni di italiani, ma vogliamo sistemarla una volta per sempre o no? Ma io mi domando anche, dottor Antonino, ma la magistratura dov'è? Ma non è che vanno a indagare tutti questi scandali che succedono? Il capo dello Stato è il capo della magistratura, ma queste cose lo sanno o non lo sanno? O fingono di non sapere? Bella domanda. Il problema è che in questo paese, come vede, se ha ascoltato bene l'intervista al dottor Minerva, il presidente appunto di ALS Fattore 2A, siamo in una situazione nella quale ci sono programmazioni sbagliate che sono state fatte evidentemente dagli esecutivi precedenti, perché formare uno specialista significa metterci 10 anni di tempo, quindi come vedete dobbiamo andare abbastanza a ritroso nel passato. La seconda cosa è che oltre ad andare molto a ritroso nel passato c'è pure un altro problema, e il problema è che poi quando queste cose succedono si improvvisa una soluzione. Il dottore ha denunciato delle cose molto gravi, ha denunciato, ora al di là degli episodi di Pavia che si commentano da sé, su cui la magistratura ovviamente ha già detto la sua, ma resta il fatto che in ogni caso l'idea che gli specializzanti debbano essere carne da cannone a basso costo, che viene utilizzata in fondo come si usavano una volta gli attendenti nell'esercito, che facevano praticamente i maggiordomi nelle case, l'unico compito che avevano erano quello di tornare a casa, di tornare in caserma la sera per andare a dormire. Insomma, non mi sembra il miglior modo per formare dei medici che poi domani tu ti trovi su un tavolo operatorio e quello lì col bisturi in mano ti sta per spaccare in due. Insomma, diciamo che c'è da pensarci sopra. Altra telefonata, pronto, chi è là? Carissimo Antonino, sempre Ciao, dal Antonello. Veneto. Ti sento parlare di sanità e il precedente ascoltatore ha messo proprio il dito nella piaga. I baroni della medicina. È vero. Sono anni e anni, da quando l'Anselmi ha fatto la riforma, che questi speculatori si sono fatti la carriera a spese nostre, perché loro hanno imparato a diventare quello che poi sono diventati, ovvero i professoroni, utilizzando non le strutture pagate da loro, non i corsi pagati da loro, ma i corsi e le strutture ospedaliere che noi cittadini abbiamo pagato e stiamo pagando con le nostre tasse. E allora, caro Antonino, ti do un suggerimento: batti un colpo sopra in via Bellerio e digli a Salvini che anziché parlare di case di prostituzione parli di elementi concreti. Claro? Grazie Antonino, grazie. Grazie a te, mi pare che tu gliel'abbia detto già adesso.
certamente c'è da rivedere tutta questa situazione, certamente c'è da lavorare su quelli che sono, diciamo così, i difetti del sistema, perché la cosa più importante, non dimentichiamolo, è non buttare via il bambino con tutta l'acqua sporca. È vero, il nostro sistema sanitario sì, ha le sue pecche, però ha ragione Antonello quando dice è anche un posto nel quale ci sono medici ampiamente preparati, che hanno potuto sperimentare, che hanno potuto lavorare al meglio, diciamo, ovviamente ci sono posti in cui il sistema sanitario è tutt'altro che efficiente, ma dove è efficiente hanno avuto modo di migliorare la qualità anche della loro preparazione e così via. Che poi siano finiti a fare di mattina l'ospedale e al pomeriggio lo studio, beh, questo evidentemente in Italia si è ritenuto opportuno, opportuno costruire un sistema che funziona così. Che volete che vi dica? Io ho le mie perplessità, ma domani sera, se avrete la bontà di ascoltarci con l'intervista che manderemo in onda alle 19:05, beh, domani sera parleremo anche di soldi, di stipendi. Stipendi significa che mentre in Italia un medico specialista appena entrato in servizio, sapete quanto prende? 1.500 euro al mese per salvare vite umane. Dopo che si è formato, dopo che ha studiato, dopo tutto quello che ha dovuto fare, prende 1.500 euro al mese. E allora sapete chi è che beneficia di tutto questo? Ve lo dico io chi beneficia di tutto questo. E purtroppo mi viene da ridere, ma è un riso molto amaro. I servizi sanitari nazionali esteri, in particolare quelli scandinavi, o che vengono e ti offrono un bel po' di soldi e ti dicono: sai che c'è? Vieni a lavorare da noi, ti riempiamo di soldi, ti insegniamo noi la lingua locale, per il resto sei già formato e preparato, che problema c'è? In Svizzera può arrivare a ricevere 7.000 euro mensili, sì certo, in Svizzera le spese non sono da poco. In Germania comunque stiamo parlando di circa 4.000 euro rispetto ai 1.500 italiani. E allora qui c'è da fare una scelta anche. Come li incentiviamo i ragazzi a lavorare come specialisti dentro il sistema sanitario nazionale? E anche qua le domande non mancheranno. Difatti io vi invito domani sera ad ascoltare il dottor Federico Frusone, lui è un altro, tra l'altro lui è un senologo, difatti poi nella parte finale dell'intervista abbiamo parlato anche del tumore al seno e invito quindi anche le signore in ascolto, le ragazze in ascolto a dare un'orecchiata all'intervista appunto che vi dico, manderò domani sera in onda dalle 19:05 e anche qui vi garantisco che quello che lui ha raccontato è un altro tema di forte riflessione, che ci coinvolge tutti, ci coinvolge per le nostre scelte, per la nostra stessa salute e per il nostro stesso futuro. E credo che sia il caso di dirlo, specialmente se penso che nei prossimi anni questa diverrà una società più anziana, più longeva e probabilmente anche più acciaccata. Quindi di medici ne avremo bisogno come il pane, come l'aria, ma anche qui domani sera scoprirete che non è tutto oro quello che luccica, perché noi rischiamo di trovarci negli anni 30, nel prossimo decennio, ad avere un surplus di medici che non troveranno lavoro in questo paese e che esporteremo all'estero a beneficio di tutti gli altri. Evviva! Pausa e poi ce ne torniamo con Mimmo Modugno e Francesca Guadagno. Piange il telefono 1975. A tra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
te la linea. Allora, addio. Ciao signore. Ciao piccola, grandissima canzone. Piange il telefono di Mimmo Modugno e Francesca Guadagno. Anno di grazia 1975, 50 anni. E non sentirli le 19:35 in questo momento. Abbiamo una telefonata in attesa qui a Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Pronto, chi è là? Ecco Antonino, rispondo alla tua domanda. Sì, Come dimmi si Antonello. incentivano a diventare degli specializzandi? È semplice. Allora io ti stendo un bel tappeto anche dal punto di vista retributivo, però tu caro nuovo specializzando, nel contratto accetti questa clausola, ovvero ti impegni a servire nel servizio sanitario nazionale per almeno 20 anni e se non lo fai in questi 20 anni ti revoco tutti i soldi che ti ho dato, anzi non devi nemmeno chiedere di fare come fanno oggi i baroni della medicina, lauti compensi per le visite private utilizzando la struttura pubblica, che è una vergogna. Grazie Antonino, questa è una bellissima iniziativa da mettere subito su legge nero su bianco. Ciao Antonino, grazie. Ciao Antonello, grazie a te. Beh, insomma, un po' draconiana anche come cosa, però certo, l'idea, magari non 20 anni, però l'idea di dire, benissimo, sei entrato come specializzando, io mi prendo cura di te in quanto Stato, ti pago anche bene, però tu per un determinato periodo di tempo devi prestare servizio solo per me. E questo io credo sia... Questa credo sia una proposta molto interessante e anche incentivante, perché in ogni caso, se fosse ben pagata, se fosse ben tutelata, la cosa sarebbe quanto mai da prendere in considerazione e aggiungerei sarebbe anche un ottimo strumento di formazione dei nostri medici. A proposito di medici, vi voglio leggere una notizia perché sentite, non so voi, ma a me ogni tanto stanca dare sempre brutte notizie, per cui vi voglio leggere questa cosa che è stata pubblicata dall'ANSA. Prematura con un tumore di 600 grammi, intervento record, l'operazione è durata 2 ore al Policlinico di Milano. Anna, nome di fantasia, è nata di 28 settimane, anzi è stata fatta nascere d'urgenza con un cesareo perché la massa tumorale di quasi 600 grammi che aveva continuava a crescere e andava eliminata. E così è stato con un delicato intervento eseguito al Policlinico di Milano. La massa era stata scoperta con un'ecografia alla 16ª settimana. Un tumore benigno raro che si sviluppa all'altezza del coccige, esattamente un teratoma sacro-coccigeo, che ha la caratteristica di crescere molto velocemente e quindi di compromettere la funzionalità degli organi interni e la stessa vita della piccola. I genitori che vivono nel nord-est sono stati indirizzati alla clinica Mangiagalli del Policlinico, che è centro di riferimento per le gravidanze difficili e con una grande esperienza nel trattamento di questa neoplasia benigna, che si verifica in un bambino ogni 35.000. Alla 26ª settimana Anna ha subito una prima operazione mentre era ancora nell'utero materno. Il team della chirurgia fetale del Policlinico di Milano ha spento con la tecnologia laser alcuni vasi sanguigni che alimentavano il tumore. Per altre 2 settimane la piccola è potuta restare nel grembo materno. Poi alla 28ª è stato necessario il cesareo urgente. Anna pesa 1,6 kg, ma di questi quasi 600 grammi sono di tumore che viene eliminato con un intervento durato 2 ore che ha preservato il suo apparato urogenitale. Abbiamo giocato tutte le carte di cui la medicina dispone e che in questo ospedale coesistono, ha spiegato Ernesto Leva, chirurgo pediatrico e direttore del Dipartimento Area Materno-Infantile dell'ospedale. Il preciso trattamento fetale, ha aggiunto, ha agevolato la chirurgia neonatale, la cui azione è stata possibile soltanto grazie alla straordinaria collaborazione delle tante specialità coinvolte per permettere di operare la piccola. Si va dalla terapia intensiva neonatale all'imaging della radiologia pediatrica,
che ha permesso di capire se la massa avesse intaccato la cavità addominale, dalla cardiologia pediatrica al supporto di anestesisti e infermieri. Ora la piccola può lasciare l'ospedale e andare a casa con i genitori. Posso aggiungere, bravi, bravi. Con questa famiglia, ha aggiunto appunto il dottor Leva, è come se avessimo stretto un lungo fidanzamento. Continueremo a vedere Anna per molto tempo, la pubertà sarà un periodo sensibile, ma noi saremo con lei e i suoi genitori. Ecco, mi andava di darvi un gesto di speranza, anche perché, vedete, quando queste cose succedono, io penso sempre al Concilio Vaticano II, mi pare sia la Gaudium et Spes, 60 anni fa i padri conciliari scrissero che è vero che viviamo in un mondo molto più pericoloso, ma è altrettanto vero che ci sono tante possibilità per fare del bene, tante possibilità per aiutare gli altri, e i progressi della medicina, scriveva il Concilio, scrivevano i padri conciliari, i progressi della medicina sono lì a dimostrarcelo. Ecco, e questo è francamente stupendo, se mi posso permettere, per cui veramente complimenti e cerchiamo di fare del nostro meglio, che è la cosa più importante. Benissimo, si sono fatte le 19:41 minuti e io diciamo così, ecco qua, andiamo a dare un'occhiatina alle ultime notizie. Tra l'altro, vediamo un po', sempre la morte di Jean-Marie Le Pen, l'aurora boreale sulle Dolomiti, nella foto del giorno della NASA. Ah, che bella, è stata scattata dall'italiana Alessandra Masi, c'è anche un arco rosso. Poi ancora, 10 anni fa, Charlie Hebdo, la voglia di ridere non morirà mai. E poi c'è ancora domani, tra i film ammessi agli Oscar, il 17 gennaio annunciano i titoli, il 2 marzo i vincitori, Cortellesi, probabilità di vincere come la vita di un gatto in tangenziale in quel di Roma. Abbiamo ancora 3 minuti scarsi, se avete voglia di dire la vostra, e naturalmente se volete intervenire 02 9294 7222, se avete voglia ovviamente di intervenire su questa radio, se avete voglia di dire la vostra. Vediamo un po'. Diciamo che eccoci qua. Che altre notizie abbiamo? Vediamo un po'. Ecco, la drammatica storia, a proposito, per un bambino che si salva, c'è anche un bambino che non ce la fa, e mi sto riferendo a quanto è successo in quel di Bari, nella chiesa di San Giovanni Battista, il 2 gennaio scorso. La procura di Bari, vi ricordate il neonato che è stato trovato morto nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista a Bari il 2 gennaio? La procura di Bari, che finora indagava ipotizzando il reato di abbandono di minore a carico di ignoti, ha iscritto nel registro degli indagati il parroco della chiesa, don Antonio Ruccia, e il tecnico che si è occupato nelle scorse settimane della manutenzione della culla termica, e in particolare l'omicidio e il reato ipotizzato e l'omicidio colposo. Questo naturalmente è un problema, e in particolare il cambio di direzione è arrivato dopo che gli inquirenti nei giorni scorsi hanno ascoltato entrambi gli indagati e acquisito ulteriori elementi. Fondamentali per ricostruire l'accaduto ed eventuali responsabilità saranno gli esiti dell'autopsia che verrà eseguita domani su questo piccolo. L'incarico sarà affidato alla procura in tarda mattinata al professor Biagio Solarino dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. L'esame verrà svolto subito dopo il conferimento. Il bimbo, che aveva quasi un mese, è stato trovato senza vita nella culla termica per caso, poco dopo le 9:30,
dal titolare di un'agenzia funebre, Roberto Savarese, che quella mattina era in chiesa per un funerale. Savarese, ancora scosso per la vicenda, ha fatto sapere che coprirà lui le spese del funerale. Prova un'infinita tristezza quando pensa a quel bimbo senza nome sconosciuto, così pensato che potevo dargli almeno una sepoltura dignitosa a cui provvederò a mie spese. Le indagini della squadra mobile di Bari sono coordinate, scrive ancora l'ANSA, dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dalla PM Angela Morea. Compito degli inquirenti è capire i motivi di eventuali malfunzionamenti della culla, attivata nel 2014 e grazie alla quale sono stati salvati 2 neonati nel 20 e nel 23. A metà dicembre, forse a causa di alcuni brevi blackout che avevano interessato la parrocchia, si era reso necessario l'intervento del tecnico, oggi indagato. Il parroco, sin dall'inizio, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna chiamata di allarme sul suo cellulare, come invece era successo nelle precedenti 2 occasioni. Normalmente, infatti, la deposizione di un neonato in quella culla fa attivare il riscaldamento e fa partire una telefonata al cellulare del prete. Il sistema di allerta, invece, contrariamente a quanto risulta scritto sul sito della Chiesa, non è collegato col Policlinico di Bari, come ha chiarito ieri il direttore generale della struttura ospedaliera, Antonio Sangue Dolce. Noi abbiamo finito per questa sera con questa notizia, ci salutiamo e ci diamo appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con un pezzo del 78 di Gianni Morandi, La Befana Trullala, e che dire di più che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna.